Risparmiare e ottimizzare, questi sono i verbi che devono essere coniugati da chi amministra e da chi gestisce, e le aziende partecipate dal Comune di Venezia non si possono sottrarre al dovere. Per la CTV, come ci dice il presidente Marcello Panettoni, è quasi una missione impossibile. Abbiamo risorse sempre calanti, sia dal livello nazionale che dal livello regionale, e nel contempo sappiamo come ci sia una maggiore richiesta di trasporto pubblico locale. Sarà necessario, aggiunge Panettoni, un accordo straordinario con i quadri e i dirigenti per far calare i costi di gestione. Una volta ridotti tutti i costi e calcolate le spese non comprimibili, come per esempio quelle per il carburante e le assicurazioni, e dopo aver fatto smaltire le ferie, ridotto il numero degli stagionali, riorganizzato il piano del lavoro e valutati quali investimenti sono rimandabili e quali no, si vedrà se sarà necessario sedersi al tavolo con i rappresentanti dei lavoratori per ridurre anche il costo del lavoro. Ma i tagli arrivati dalla regione sono stati pesantissimi. Renato Chisso però non ci sta e contrattacca. Venezia è una città particolare per il trasporto pubblico locale, è altrettanto vero peraltro che in Venezia ci sono un carico di turisti che è straordinario, che è una risorsa per la città, e su questo la regione, quindi tutta la comunità veneta, non può pagare il trasporto pubblico locale per i turisti. Punto. La replica a Chisso arriva dal vice sindaco Lagunare, che ricorda come i criteri adottati per il riparto siano stati messi in discussione al TAR. Alcuni percorsi non sono stati fatti nella maniera dovuta, mi pare che il TAR in questo senso si stia esprimendo, quindi prima di dire che la CTV deve fare da sola bisogna capire se effettivamente ciò che è stato fatto è corretto o meno. Ma Chisso non ci sta. Questa storia delle risorse alla CTV non è pensabile che in tutte le altre città del Veneto, ma d'Italia, ci sia lo Stato, quindi la regione, quindi la comunità, che mettono dei finanziamenti per far funzionare il trasporto pubblico locale, e qui addirittura ci sia il comune che guadagna 20 milioni all'anno su questa cosa. Non esiste, punto.